Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nell'oroscopo del giorno, l'appuntamento con le stelle di Radio.0. Andiamo a sentire cosa ci raccontano anche in questo venerdì. Intanto un buon ascolto. Iniziamo dagli amici dell'Ariete. Grazie a Venere il vostro fascino oggi è alle stelle. Se siete single sarete ammaliati da qualcuno, ma continuerete a volare di fiore in fiore. Superare le difficoltà stando a fianco di chi amate aumenterà la fiducia reciproca, aiuterà anche ad amplificare la sintonia. Toro, una notizia inattesa e piacevole vi metterà in condizione di modificare all'ultimo momento un programma messo a punto da diverso tempo. Non state sempre a chiedere alla persona del cuore se vi ama oppure no, diventereste alquanto noiosi. Gemelli, con la luna quadrata a Nettuno non fatevi distrarre da niente e da nessuno, più agirete con tranquillità, più velocemente raggiungerete le mete tanto attese. Non preoccupatevi più del necessario del giudizio degli altri, non ne vale proprio la pena. Cancro, se la vostra economia da un po' di tempo batte cassa, con Giove che ha iniziato a girare a vostro favore, presto avrete notizie incoraggianti. Anche se avete amore, amicizie e introiti lavorativi, Urano amico dal Toro vi fa desiderare novità. Leone, difenderete le vostre opinioni frutto di creatività ed esperienza e la dimostrazione che la ragione sta dalla vostra non si farà attendere. La luna in Gemelli vi guarda con occhi innamorati e vi esorta a chiarire un malinteso con la persona amata. Vergine, prima di procedere con un affare controllate tutto. Con Nettuno e Giove nemici dai pesci, contatti e contratti sono a rischio, specie i più impegnativi. Se la comunicazione con un amico lascia desiderare, proverete a compensare questa mancanza con l'affetto. Bilancia, ringraziate Saturno oggi se saprete usare la strategia dell'attesa, aspettare cioè l'occasione per dire e fare le cose giuste al momento giusto e sarete vincenti. Curare il rispetto delle regole fiscali sarà l'unico modo per evitare le brutte sorprese di un Plutone avverso. Scorpione, non perdete tempo in cose che non vi piacciono, convogliate energie e capacità in ciò in cui vi identificate e che vi appassiona molto. Dimostrare quanto valete anche se vi costerà molto diventerà un irrinunciabile punto d'orgoglio. Sagittario, per colpa della luna che transita in Gemelli, dunque, in opposizione vivrete una giornata un po' su di giri, con momenti di nervosismo ed ipersensibilità. È importante quello che dice il cuore, ma bisogna anche rapportare il sentire con la realtà che vivete. Capricorno, con Plutone nel vostro cielo imparerete a non voler competere con chi già in partenza sapete che nell'attività che state svolgendo ha più abilità. Grazie al vostro buon senso riuscirete a non farvi coinvolgere in situazioni che non sono adatte a voi. Acquario, Saturno vi guiderà oggi nell'adottare un atteggiamento lucido e senza eccessi nel valutare gli altri. Saprete dunque quando dare fiducia o diffidare. L'ancora di salvezza che state cercando potrebbe esservi offerta oggi da un amico più esperto e saggio. Pesci, fino a questo momento avete seminato, ora che Giove è passato nel vostro segno è arrivata l'ora di raccogliere frutti abbondanti e succosi. Luna ostile a Nettuno oggi, non nascondendovi più dietro inutili maschere, il vostro fascino ne risulterà centuplicato. È tutto quindi per oggi dalle stelle di Radio.0, il nostro oroscopo ritorna domani, intanto una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0